Tutta la provincia di Belluno si è svegliata attonita stamani. La notizia della morte improvvisa della piccola Giulia De Bernardin, giunta nella serata di ieri, è di quelle che lasciano senza fiato. La piccola aveva solo 10 anni. Giulia era dai nonni a San Pietro di Cadore quando improvvisamente ha riferito alla mamma, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, di avere un forte mal di testa, un malore che ha avuto un'evoluzione inaspettata e drammatica. La bambina ha perso subito conoscenza e la mamma, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ha iniziato a praticarle le manovre di rianimazione. L'intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo, ma la gravità della situazione è apparsa sin da subito chiara, tanto da far decidere per il trasporto d'urgenza della piccola al Cafoncello di Treviso. Attorno a mezzogiorno un arresto cardiocircolatorio che si sospetta essere sopraggiunto in conseguenza di un aneurisma cerebrale ha spento ogni speranza di tenere in vita Giulia. La bambina frequentava la quinta elementare all'Istituto Salesiano Agosti di Belluno e lì avrebbe dovuto riprendere le lezioni martedì prossimo, dopo la festa dell'Epifania. Profondo il cordoglio in tutta la provincia, in Comelico, luogo d'origine della famiglia, ma anche a Belluno e a Ponte nelle Alpi, dove la piccola Giulia risiedeva con la mamma Alessia Casanova Borca, il papà Christian De Bernardin e il fratello Francesco. In mattinata il direttore generale dell'Ulse Dolomiti ha trasmesso un messaggio di condoglianze alla famiglia. La direzione e tutta l'azienda è profondamente colpita e addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della dottoressa Casanova, scrive Adriano Rasicaldogno. Da genitore, prosegue il direttore generale, non riesco a trovare le parole adeguate per esprimere fino in fondo lo sgomento e il senso di angoscia che una perdita così repentina genera. Rimane la volontà di esprimere a nome mio e dell'azienda Ulse Dolomiti una profonda partecipazione a questo dolore che ha colpito la famiglia e scosso l'intera comunità. Per accertare l'origine esatta del malore che ha causato la morte di Giulia De Bernardin è stata disposta l'autopsia. Solo dopo il nulla osta della magistratura sarà possibile conoscere la data dei funerali.